Sanità. Povera sanità, tra medici che lasciano il pubblico per riversarsi nelle strutture private con paghe più alte e turni decisamente meno massacranti, e ora, con la questione dei tagli alle pensioni così come proposto dal governo, i dottori preferiscono richiedere la pensione anticipata e lasciare gli ospedali. In mezzo il vuoto. Anzi, in mezzo un'intera comunità che vede precipitare il sistema sanitario pubblico perché chi dovrebbe garantirlo in realtà sta facendo il gioco dei privati. Lo dichiarano apertamente i consiglieri regionali del PD Veneto, in testa la vicepresidente della Commissione Sanità Anna Maria Bigon. Non è che tagliando le pensioni noi mettiamo in sicurezza i nostri medici, noi creiamo un effetto ancora depotenziamento della sanità pubblica, perché i dipendenti se ne andranno ancora di più. Noi crediamo nella sanità pubblica, questo non è il sistema. Soprattutto se consideriamo la carenza di medici ospedalieri nella nostra regione, così come dichiarato dallo stesso presidente Veneto Zaia. Abbiamo 3.500 carenze. Noi attualmente abbiamo 8.000 medici, 26.000 infermieri. Siamo al collasso per quanto riguarda la sanità pubblica, perché di fatto conta soprattutto sul personale sanitario e quindi anche per dare risposta alle lunghe liste d'attesa, ma non solo per quanto riguarda le visite specialistiche, ma anche interventi chirurgici e di fatto con questa carenza noi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza. Abbiamo il doppio della media nazionale, quindi il 5,6% di medici che se ne vanno. Aumenterà questa media, purtroppo. Una beffa, conclude Bigon, nei confronti degli stessi medici e infermieri definiti eroi al tempo del Covid.